TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Sarà dato domani, sabato 13 luglio alle ore 10, l'ultimo saluto ad Alex Marangon, il 25enne morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno durante un ritiro spirituale nell'abbazia di Vidor. I funerali saranno celebrati a Marcon nella chiesa parrocchiale dei Santi Patroni d'Europa. La città di Marcon ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco e l'amministrazione comunale, interpretando il comune sentimento della popolazione, si uniscono al dolore della famiglia e proclamano il lutto cittadino. Tutta la cittadinanza è inviata a esprimere ai familiari il cordoglio della comunità marconese con un minuto di silenzio alle ore 10, in concomitanza con la cerimonia funebre. Così si legge in una nota del comune. E questa sera è stata organizzata una fiaccolata con cui sarà chiesta verità per Alex. Ritrova alle 21 davanti al Centro Culturale di André di Marcon in piazza 4 novembre. Arrivo alla chiesa. Cambiamo argomento. Il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, in base alle previsioni ARPAV, ha emesso un avviso di criticità con allerta gialla per il rischio idrogeologico per temporali. Da questo pomeriggio e fino alle prime ore di domani, sabato 13 luglio, sono previsti possibili rovesci e temporali, anche associati a fenomeni intensi come grandine e vento forte. La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di seguire le indicazioni contenute nel materiale informativo scaricabile collegandosi al sito internet della Protezione Civile medesima. Con le elevate temperature di questi giorni, al largo delle coste dell'Adriatico si è ripresentato il fenomeno delle mucillagini, che impatta negativamente su alcune tipologie di pesca, come ad esempio quella delle reti trainate. La mucillagine si incolla alle reti impedendo le attività ordinarie. Per questo, come distretto della pesca dell'Alto Adriatico, chiediamo che sia riconosciuta un'indennità ai lavoratori del comparto che a causa delle mucillagini sono impossibilitati a lavorare. Quello che chiediamo è una forma di sostegno al reddito solo per gli addetti imbarcati nei motopescherecci che non possono uscire in mare attraverso misure ad hoc già previste dal FIS, il Fondo di Integrazione Salariale e della Misura Sociale. Lo dice l'assessore regionale alla pesca del Veneto, Cristiano Corazzari. E voltiamo pagina. Massimiliano Paglini è stato eletto segretario generale della CISL Veneto. Numerosi gli auguri e i complimenti da parte di numerosi membri delle istituzioni. A lui e alla sua segreteria, formata da Stefania Botton e Andrea Sabaini, va l'augurio di un buon lavoro, fa sapere la CISL Venezia. Lo attende una bella sfida, con una grande responsabilità in una regione come il Veneto. Sono sicuro che saprà dare dimostrazione di grande competenza, ha affermato il presidente della regione del Veneto Luca Zaia. Sono certo che saprà contribuire a creare le condizioni per salvaguardare il tessuto produttivo e creare nuove occasioni di lavoro per i nostri giovani in Veneto e nel resto del paese, ha commentato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.